Eccoci qua, cari telespettatori, come vi avevo preannunciato, interviste molto interessanti e anche confronti. A questo proposito parliamo di una ricerca che è stata approfondita per volontà dell'FNP CISL, pensionati della CISL, con delle collaborazioni significative e importanti relativamente alla situazione del domani, che riguarderà moltissimi pensionati, attualmente magari non ancora pensionati, attualmente magari sono 50-60 anni, e quindi in proiezione futura quanti posti letto ci saranno nelle case di riposo, quale sarà la situazione della non residenzialità, dei non autosufficienti, insomma che prospettive ci sono. E purtroppo non sono situazioni piacevoli, i costi sono estremamente elevati, in proiezione lo saranno sempre di più, il personale che lavora nelle strutture ha delle dinamiche, delle problematiche particolari che vedremo di affrontare insieme, delle retribuzioni non sempre così appaganti e soddisfacenti, ma la cosa ancora peggiore è che comunque le pensioni del domani, ai noi, non saranno così gratificanti, e questo è un dato di fatto assodato. Sicuramente è stata una ricerca lunga, perché dai primi contatti con la segretaria, quando siamo riusciti a presentarla, è passata quasi un anno tra una cosa e l'altra, però è stata una ricerca estremamente dettagliata. Una cosa di cui ringraziamo la segreteria sicuramente è il fatto di averci lasciato approfondire, come avevamo in mente fin dall'inizio, una serie di dati. Ma anche alla luce della mega riforma che avverrà col PNRR, che andrà a scombussolare tutto. Io l'ho guardata, letta, riletta più volte e ogni volta dico, ma sarà mai possibile questa riforma? Però bisogna tenerne conto, perché a un certo punto verrà attuata, occupandosi lei della funzione pubblica. Noi abbiamo la riforma del PNRR, che tutti ne sentono parlare, no, PNRR, questo è sconosciuto perché è molto complicato, ma poi quello che diceva Latina, la segretaria dell'FNP, cioè noi abbiamo strutture magari concentrate in alcuni territori, in alcuni comuni, e altri territori che ne sono sprovvisti. Questo nasce perché le case di riposo non sono nate attraverso una strategia di distribuzione che incontrava quelle che erano le esigenze del territorio, hanno una storia antica e sono dove sono nate, e oggi magari non c'è quella omogeneità che servirebbe nei territori. Per quello noi parliamo riforma del PNRR, ma c'è anche la riforma delle IPAB, se ne discute ormai da 20 anni. La Regione Veneto è l'ultima regione in Italia che non ha fatto la riforma delle IPAB, e quello che noi pensiamo è proprio che il sistema non può essere che ogni IPAB ragiona a sé, ma devono essere inserite in una rete, possibilmente la rete dei distretti. Oggi insieme al PNRR si parla degli ATS, che sono gli ambiti territoriali del sociale, sono termini magari oggi un po' complicati, ma che dovremmo abituarci ad usare perché saranno termini del futuro. Allora, riforma delle case di riposo, gli ambiti territoriali e il PNRR devono andare insieme, perché queste strutture che oggi sono diffuse nel territorio devono diventare la sede di quei servizi territoriali che il PNRR finanzia, e andrebbero in qualche modo a razionalizzare quelli che sono i costi che oggi già gravano in maniera pesante sulle famiglie, ma che graveranno sempre di più, e che oggi purtroppo la politica che viene fatta in queste strutture è quello di ridurre sempre di più i costi del personale. Da qui il gravissimo problema che abbiamo, che è quello che non si trovano professionisti che vogliono andare a lavorare in queste strutture. Assolutamente. E ci dice che all'incirca il 10% della popolazione over 65 diventa non autosufficiente, cioè ha delle non autosufficienze gravi, per cui possono servire servizi di questo genere. Allora, ritorniamo a parlare di queste tematiche che sono molto importanti, fanno fare anche delle considerazioni e riflessioni, perché tutti, se abbiamo fortuna, riusciremo ad invecchiare, ma potremo trovarci, che a meno che abbiamo dei redditi tanto importanti, delle belle pensioni, in situazioni di difficoltà. La segretaria dell'FNP ha sottolineato diversi punti. Innanzitutto servizio integrato sul territorio e valenza della domiciliarietà, che da un lato potrebbe andare a collidere con le figure che invece lavorano in queste strutture, eccetera, perché detta così di primo acchito, uno che ci ascolta già mi vogliono portare via il posto di lavoro, perché uno che non va a fondo di questo problema. E dall'altro potrebbe aver piacere per queste persone anziane, finalmente non c'è più questo incubo, viene visto tante volte come un'angoscia della casa di riposo, me ne sto a casa, vengo assistito.
Però c'è la terza entità che è la garanzia di questa assistenza domiciliare, di cui io avrei dei dubbi che si possa mantenere, vista anche come è distribuita la popolazione. L'abbiamo visto anche nella cartina anziana sul nostro territorio, cioè in certe zone veramente non c'è una concentrazione di anziani per cui 1 o 2 persone riescono ad affrontare anche diverse problematiche. E l'altro aspetto che ha detto la segretaria è sostanzialmente il cambio degli anziani, cioè le patologie che ci troviamo ad affrontare sono sempre più legate a forme di demenza, fino ad arrivare alle varie manifestazioni dello spettro dell'Alzheimer, diciamo così, lo spettro autistico, lo spettro dell'Alzheimer, che implicano delle competenze specifiche, no? La badante non può far fronte, insomma, sostanzialmente. Come vede questa cosa qua e come può anche in qualche modo aiutare a fare questo passo che sembra necessitato per quanto riguarda i provvedimenti normativi? Allora, diamo per scontato che tutti noi pensiamo alla nostra vecchiaia a casa nostra, possibilmente sani, ma sappiamo che poi la vecchiaia porta anche delle patologie e vorremmo avere magari quell'assistenza adeguata per tenerci a casa. Ma quando parliamo di grandi patologie e di grandi anziani, soprattutto le demenze, non basta la visita dell'infermiere 1 volta al giorno, 2 volte al giorno, lì c'è bisogno di un'assistenza che sia continua e qualificata. E qualificata perché? E qualificata, perché oggi qual è uno dei tanti problemi che hanno le case di riposo, le RSA? È che noi dentro abbiamo anziani sempre più vecchi, ma che arrivano dentro queste strutture quando le famiglie, con l'assistenza domiciliare, con le badanti, con quello che c'è, non sono più in grado di essere gestiti e arrivano dentro queste strutture, per cui già oggi l'assistenza domiciliare in Veneto fa la sua parte o fa quel pezzo di lavoro che è possibile parte. Se noi proviamo ad immaginare che sia possibile che per ogni anziano possa essere assegnato un infermiere con un OS, diventa economicamente anche insostenibile. Ma insostenibile, ma non proprio gestibile, per cui è evidente che tra quello che noi vorremmo fosse e quello che è possibile c'è un percorso che bisogna fare. E tra l'altro noi siamo partiti da un tema che è quello del problema della carenza di personale, che già oggi c'è, perché non è un lavoro appetibile. Immaginiamo chi diceva anche il segretario, chi oggi ha a casa un anziano, magari un anziano con problemi anche di Alzheimer o altri problemi. Non è facile fare da assistenza a un anziano, ma non è solo la fatica fisica che c'è, perché ovviamente un anziano ha bisogno, no, di avere qualcuno che lo aiuti proprio di quelle che sono le esigenze essenziali, ma è proprio faticoso dal punto di vista psicologico. E allora i ragazzi di oggi, la Regione Veneto prevede un tot di corsi per operatore sociosanitario all'anno, ha messo a disposizione anche risorse economiche perché questa gente ci possa accedere a basso costo, ma 1/3 di questi corsi vanno a vuoto e 1/3 delle persone che partecipano si fermano per strada, cioè non completano il percorso di studi. Perché è un lavoro difficile e per cui quando noi diciamo è importante pensare a una riforma che tenga insieme il PNRR, che prevede tutta una serie di servizi, la domiciliarità, le case della salute, gli ospedali di comunità, e quando noi diciamo che queste strutture dovrebbero essere un tutt'uno col servizio sanitario regionale, perché ricordiamoci che le nostre ULSS hanno la doppia S, sono unità sociosanitarie, per cui se noi a questi giovani che entrano a fare questa formazione dessimo la possibilità di fare un percorso dentro le RSA, 1 anno, 2 anni, 3 anni, ma con la possibilità poi di evolvere e di poter accedere ad altri servizi dove magari è necessario avere una conoscenza teorica più approfondita, ma magari meno bisogno di prestanza fisica, perché magari meno faticoso dal punto di vista fisico. Questo vale anche per il personale sanitario. Vale anche per il personale sanitario, perché oggi non c'è solo il problema delle RSA. E ripeto, nel momento in cui noi non garantiamo assistenza nelle RSA e l'assistenza domiciliare, questi anziani finiscono all'interno delle strutture sanitarie.
Perché questa è la genesi normale e per quello che noi diciamo, queste strutture devono essere inserite nel sistema sociosanitario in modo tale che il personale venga assunto dalle ULSS e che siano le ULSS stesse che le vanno a distribuire all'interno di tutti i servizi, le IPAB che già ci sono, quelli che verranno introdotti dagli M77 PNRR in modo tale da poterli pagare un po' meglio, perché non possiamo parlare di servizi di qualità se poi non abbiamo diritti di qualità e retribuzioni di qualità per queste persone, e poi allo stesso tempo diamo anche una possibilità di crescita professionale che oggi effettivamente non c'è. Perché di cui accennava anche la segretaria, cioè i bisogni cambiano, ma poi queste strutture saranno in grado di rispondere ai bisogni, eccoli qua. Sì. Quanti posti letto serviranno, qua appunto vediamo, ma quali saranno i bisogni? Ecco, tra l'altro, Luce, voi vi occupate anche del personale che lavora, sarà un personale che pagato poco, un domani saranno anziani loro stessi, qua stiamo parlando di proiezione 2041-2042, che avranno delle pensioni basse. Secondo me qui è veramente una situazione che diventerà una pandemia sociale. Di non poco conto, perché se tutto costa in proporzione di più, se l'intervento del pubblico arriva fino a un certo punto, eccetera, come è possibile con queste cifre? Ma io volevo aggiungere, prima si diceva, no, le strutture pubbliche e private, che stiamo arrivando al 50% tra il pubblico e il privato. Lo sanno benissimo, ma dentro le strutture pubbliche metà del personale è privato comunque, per cui noi è vero che abbiamo a metà strutture... Sì, come negli ospedali che ci sono i supporti dei medici. Ma nell'ospedale è ancora abbastanza relativo, perché le attività esternalizzate sono quelle no core, quelle insomma le cucine, i magazzini eccetera. Dentro le strutture pubbliche quello che viene esternalizzato è comunque l'assistenza dentro le IPAB, per cui noi abbiamo il 75% delle strutture in Veneto è comunque in mano al privato, ma chi ci ascolta chiede ma perché c'è questa... Perché si va sempre di più verso le strutture private? Sono due i motivi principali. Il primo, che il personale del pubblico, quando è in malattia, gravidanza eccetera, le strutture devono pagare i contributi, cosa che invece per il privato non succede perché vengono pagati dall'INPS. Ma l'altra questione sono proprio i contratti, perché poi queste strutture cercano contratti da quelli che insomma riconosciuti i lavoratori che siano sempre quello meno oneroso, per cui c'è questa continua rincorsa ai contratti. È ovvio, noi abbiamo in testa quello della sanità, poi c'è quello degli enti locali, poi ci sono via. Come arrivare all'avvertenza che abbiamo in atto con una cooperativa che alla fine, nonostante applichino una contribuzione la più bassa possibile, non vogliono neanche pagare le malattie. Ma allora, se io ho un figlio, ma perché lo dovrei mandare a fare questo lavoro? Non vengo pagato, non ho diritti, sono comunque un lavoratore povero, domani sarò un anziano povero.